Da Piazza Unità d'Italia a Trieste torniamo a parlare di sport, parliamo di pallavolo perché si avvicinano le finali Coppa Italia Frecciarossa, 46esima Coppa Italia Serie A1 e 27esima Coppa Italia Serie A2 che arriveranno al Pala Trieste sabato 17 domenica 18 febbraio. Andiamo subito ad addentrarci nell'evento insieme a Antonio Santamaria, direttore generale Master Group Sport, e insieme a Enzo Barbaro, direttore generale Lega Volley Femminile, dopo la presentazione dell'evento. Un evento, come si è detto, anche dedicato soprattutto alle famiglie. Esattamente, e proprio per questo noi abbiamo ottenuto i biglietti a prezzi bassissimi per favorire proprio l'ingresso all'interno del palazzetto di interi nuclei familiari. Lo ricordo sempre, gli eventi che facciamo con la Lega Pallavolo Femminile non sono solo eventi di grande sport, ma sono anche un connubio di musica, spettacolo, di sperimentazioni che facciamo in ambito di spettacolarizzazione di sport entertainment, per cui lo spettacolo è garantito e assicurato. Sì, da parte delle squadre e anche da parte nostra, perché oggi ho percepito tantissimo entusiasmo da parte di tutti, da parte delle istituzioni, da parte della federazione, e quindi siamo convinti di poter raggiungere il risultato che noi speriamo, ovvero fare 2 giorni di festa, 2 giorni di sold out, coinvolgendo tutto questo territorio che magari non è così abituato ad avere eventi di questa portata, e quindi siamo contenti di essere venuti qui con il nostro evento, che è l'evento di punta della nostra stagione. La Coppa Italia per noi è proprio l'evento top dove ci mettiamo in mostra, dove cerchiamo di fare la maggior promozione per il nostro movimento e per la nostra amata pallavolo, quindi siamo convinti di raggiungere quello che è il nostro obiettivo e di vivere 2 giorni di tantissimo entusiasmo. La Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 si disputa secondo anche la formula tradizionale tra le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata della regular season, e le 4 vincenti hanno strappato il pass per la Final Four del Pala Trieste. Si sfideranno sabato 17 febbraio alle ore 15 Prosecco Doc Imoco Conegliano contro la Reale Mutua Fenerachieri 76, e sempre la stessa giornata alle ore 18 l'Allianz Vero Volley Milano contro Savino del Bene Scandicci. Andiamo a scoprire di più anche insieme al presidente della Prosecco Doc Imoco Conegliano Piero Garbellotto e insieme al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli. Sicuramente io personalmente sono molto contento perché Trieste è una città che amo e sono triestino d'adozione. Credo che sicuramente ci sarà un esodo da Conegliano verso Trieste, credo che arriveremo a essere probabilmente 1 migliaio di persone, e questo è sicuramente un plus per le nostre atlete che sentiranno un calore importante. Poi credo che sia una delle competizioni più difficili, noi abbiamo vinto le ultime 4 e credo che questa sia la più difficile che andremo a disputare, perché troviamo una Chieri che ci ha sembrato un filo da torcere, e poi bisognerà vedere chi riuscirà ad arrivare in finale. È stato un lavoro un po' ai fianchi in questo ultimo periodo, però siamo felici, orgogliosi e anche onorati di portare le 4 squadre più importanti del campionato italiano, ma direi che non solo del campionato italiano, perché il nostro è probabilmente il campionato più bello che c'è al mondo, più interessante, più sportivamente accattivante, quindi assolutamente felici di portare questo evento in regione Friuli Venezia Giulia e a Trieste in particolare. E nello stesso fine settimana si disputerà anche la 27esima Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa, finale in programma domenica 18 febbraio alle ore 11. Un posto è già stato preso dalla Futura Giovani Busto Arsizio, mentre la seconda semifinale si disputerà domani 31 gennaio tra Perugia e Talmassons. Una delle due si aggiudicherà quindi il secondo posto in finale. Trieste e il Friuli Venezia Giulia quindi ritornano ad abbracciare anche la pallavolo. Ci raccontano di più l'assessore e vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, assessore allo sport Mario Anzil, e l'assessore del comune di Trieste alla promozione ed eventi sportivi Elisa Lodi. Sì, la regione è in grado di ospitare competizioni anche molto importanti come questa, e siamo particolarmente lieti di farlo, anche perché siamo la regione in Italia che maggiormente investe nello sport, sia nelle manifestazioni, nei campionati e anche nelle infrastrutture, e quindi abbiamo degli impianti che sono in grado di ospitare competizioni importanti. Trieste è conosciuta a livello nazionale per la tanta frequenza di attività sportive, non solo agonistiche ma anche dei più giovani e dei più piccolini. Ovviamente portare uno sport come la pallavolo femminile a Trieste è importantissimo per far conoscere e far vedere grandi atlete che giocano a livelli veramente molto alti anche a chi non ha la possibilità di vederle, anche le bambine e i bambini più piccoli. Anche Radio.0 vi aspetta come local media partner di questo evento sabato 17 e domenica 18 febbraio al Pala Trieste per seguire la pallavolo al femminile insieme. Ci vediamo direttamente in campo.